Superati i 35 gradi oggi pomeriggio a Treviso, seconda città più calda del Veneto dopo Vicenza che ha sfiorato i 36. Anche la Marca bolle per questa seconda ondata di caldo che sta investendo l'Italia intera. Temperature molto alte non solo in pianura ma anche in collina, con i 33 gradi e mezzo di Vittorio Veneto e i quasi 33 di Valdobbiadene. Massima attenzione soprattutto per anziani e soggetti fragili, per i quali valgono le consuete raccomandazioni dal non uscire nelle ore più calde a bere molto. Ma a soffrire delle temperature torride sono anche gli animali domestici, come da allevamento. A lanciare l'allarme Coldiretti. Nelle aziende agricole sono soprattutto le vacche da latte a risentire dell'afa. C'è già un calo, diciamo, della produzione che può arrivare a punte anche del 20%, dal 10-15, ma anche il 20%. È anche vero che certi allevamenti si sono attrezzati con dei metilatori, con dei sistemi per affrescare e aiutare appunto gli animali a superare questo momento critico. Agricoltura alle prese con il caldo, ma che sta facendo ancora i conti con l'ondata di maltempo di giovedì scorso. Problemi soprattutto per i vigneti abbattuti dal forte vento ed è corsa contro il tempo per risollevarli. Bisogna assolutamente il prima possibile rimettere in piedi per fare quell'intervento che vada a sanare, diciamo, eventuali malattie che possono essere sorte dopo la grandinata o dopo la pioggia e anche in una situazione così estrema. Credo che comunque l'efficienza e la velocità dei nostri agricoltori farà sì che faranno di tutto e si farà di tutto per rimettere in piedi il prima possibile e salvare il raccolto